la circostanza che la donna sicuramente aveva raggiunto l'abitazione dei due indagati e da lì poi non è stata più rivista uscire. Questo è il principale elemento. Poi tanti altri elementi, dettagli diciamo di tipo tecnico, il cellulare che non è stato più utilizzato, che l'ultima volta è stato localizzato in quell'abitazione, e le urla che sono state sentite dall'esterno, e il fatto che è smentita la loro versione che l'ex marito abbia riaccompagnato la donna a Loreto. Questo è stato smentito perché dall'esame delle telecamere si è accertato che l'auto non era transitata verso Loreto. I giorni successivi, il 12, invece è stata registrata in direzione del luogo in cui è stato poi trovato il cadavere. E si vede anche la data. Si ipotizza che il movente sia quello economico, appunto, che la donna aveva chiesto gli arretrati degli alimenti che ammontavano a circa 3.000 euro e quindi insomma per loro era una grossa difficoltà poter far fronte a questo esborso. Un delitto non di sangue, sì. Vuol dire che non ci sono ferite evidenti da corpo contundente o da arma da sparo al momento, però il corpo non è in condizioni, diciamo, integre, tanto da poter escludere anche una morte di questo tipo. Sembra improbabile.